Buonasera e ben ritrovati con il TG Flash di New Sicilia, di seguito i titoli più importanti del pomeriggio. Sospendere il lavoro durante le ore più calde della giornata, questo è il protocollo d'intesa proposto dai sindacati per salvaguardare la salute dei lavoratori più a rischio. Si celebra oggi la Giornata Mondiale per la Libertà di Stampa con lo scopo di sottolineare l'importanza della libertà di parola sancita dall'articolo 19 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. È stato inaugurato un murale Mangia Smog sulla facciata dell'Istituto Rita Atria di Catania. La pittura utilizzata è in grado di trasformare fino al 65% dei gas nocivi presenti nell'aria circostante in sostanze a basso impatto ambientale. Ci spostiamo a Giardini Naxos, in provincia di Messina, dove la polizia stradale ha salvato 2 agnellini che vagavano in autostrada. Scongiurati rischi per animali e automobilisti, i 2 agnellini sono stati restituiti al proprietario che nel frattempo ne aveva denunciato la scomparsa. In conclusione il meteo, prosegue il bel tempo in Sicilia, domani cieli sereni sull'intera regione, con qualche nube sparsa che comunque non comprometterà la giornata di sole. E con questo è tutto, prossimo appuntamento domani alle 13:30, grazie per averci seguito e buona serata.